Quarta corsa, premio Calegaris. Sono femmine anziane, 7 al via, doppi ritiri dei numeri 4 e 8, 1 Urrà dei Mille, Roberto Andreghetti, 2 Vanda Guappa, Gianvito D'Ambrosio, 3 Usalight, Sandro Capenti, 5 Venusia Jet, Enrico Bellei, 6 Valerias, Roberto Vecchione. In seconda fila 7 Vivienda, Nicola Salacone, 9 Vittoria Griff, Roberto Faticoni. Solo 5 in prima fila. Vediamo lo stacco della macchina con veloci Valerias e Usalight. Usalight non riesce a sorpassare Vanda Guapa che ancora è ai piedi di dentro. Fase un po' calda della prima curva con Vanda Guapa che rientra Usalight, al largo Valerias. Alla fine la Saura di Gianvito D'Ambrosio mantiene il comando con 200 metri molto svelti in 14,7 con Vanda Guapa a precedere Usalight che si accoda a seconda. Al largo Valerias, vediamo se Roberto Vecchione andrà a chiedere strada, ma Vanda Guapa sta mantenendo un ritmo molto sollecito. Quindi Valerias non riesce ad arrivare di slancio. In terza posizione è Venusia Jet, poi Urrà dei Mille. Tanto Vanda Guapa arriva al paletto dei 600 metri in 45,3. Siamo al passaggio davanti alle tribune. 7, Vivienda, Valerias, a cui è venuta corsa molto scomoda all'esterno scoperta di Vanda Guapa. Seconda la corda Usalight, poi Venusia Jet, Urrà dei Mille in coda, Vittoria Griff, più indietro Vivienda. Primo giro in 1,009 con Vanda Guapa sempre in vantaggio, Valerias di fuori fin dal via, Usalight dietro le due. Chilometro passato in 1,16,7, 15,8 la curva, sempre in vantaggio la figlia di Love You che per il momento riesce a arginare l'attacco di Valerias. Usalight stenta a tenere il ritmo in seconda posizione, viene sollecitata da Sandro Capenti, in retta di là ancora in 15,1 con Valerias che ora cerca di prendere fiato nella scia della battistrada, e allora Enrico Bellei che viene avanti con Venusia Jet, ha preso la via del largo anche Urrà dei Mille, sembra un po' stanca Vanda Guapa, più fresca è Venusia Jet che l'appariglia completamente ai 200 finali, in retta d'arrivo Venusia Jet prende nettamente la meglio, Venusia Jet allunga e viene a dominare. La lotta è solo per il secondo posto con Vanda Guapa che cerca di difendersi da Urrà dei Mille, ma è Urrà dei Mille che arriva a seconda davanti probabilmente al numero 6 di Valerias che forse batte Vanda Guapa. La vittoria comunque per Venusia Jet, Enrico Bellei, il training di Sandro Capenti, la scuderia Mima. La quota per la figlia di Naglò 4 e 14.